Ciao, sono Alberto e oggi vorrei raccontarti qualcosa riguardo ITS Meccatronico Veneto. Mi rivolgo a te che ora hai l'opportunità di scegliere che cosa fare dopo la maturità e anche a qualche amico che magari l'ha già fatta negli anni passati. Il percorso che ho scelto ha una durata di 2 anni, durante i quali ogni studente ha l'opportunità di approcciarsi a progettazione, gestione e manufacturing relativamente a processi e a prodotti di natura meccanica. Insomma, detto così fa figo. Tuttavia, per capire bene di che cosa si tratta, te lo spiego in parole povere. Lezioni teoriche, un po' di lezioni pratiche e un tirocinio in azienda ti permetteranno di imparare ad analizzare i problemi e anche a trovare delle soluzioni, come un vero tecnico al giorno d'oggi ormai deve saper fare. Problemi tipo scegliere il tipo di controllo per un motore elettrico oppure programmare una lavorazione in modo tale che poi essa risulti più economica possibile. Non scendo più sul dettaglio perché poi ognuno ha l'opportunità di specializzarsi in azienda e durante team working. Infatti, assieme ad altri tuoi 4 o 5 compagni avrai l'opportunità di progettare e realizzare interamente un dispositivo, rimanendo all'interno di un budget monetario fisso e potendoti occupare anche dell'aspetto più commerciale. Insomma, se un po' ti ho incuriosito, collegati subito al sito www.itsmeccatronico.it.